Continua il nostro tour all'anteprima Amarone 2015 e siamo in compagnia di Giovanni Ederle. Ah, ma guarda che strano, è lo stesso nome del banco di assaggio. Innanzitutto veramente siamo già a una prima fase di degustazione e abbiamo, come dire, sentito delle cose interessanti in questo bicchiere. Sì, abbiamo trovato un altro Amarone scarico di colore, come piace a me, come deve essere, bello, ci piace, profumato, non è una prova di botte, ma è già imbottigliato ed è già in commercio da un giorno? No, è in commercio sì, da oggi di fatto, è imbottigliato da un mese, quindi è giovane. L'azienda si trova, andiamo a Verona Centro, un po' una posizione strana perché siamo appollaiati su una collina che guarda il centro storico, per 1 chilometro da qua. Questa cosa dobbiamo andarla a vedere perché un Amarone da Verona città appollaiato su una collina che guarda un panorama stupendo, forse per quello che la vita viene bene, perché ha un panorama stupendo, si nutre di questa bellezza. Si sente il gong dell'arena durante l'estate, per cui è quello che fa maturare particolarmente bene l'uva. Noi stiamo assaggiando un Amarone 2015, 16 gradi alcol, come diceva appunto è scarico di colore, scarico di corpo, ma un scarico positivo, nel senso ha un'acidità più elevata, per cui è molto bevibile e molto fresco come Amarone. Però è proprio l'interpretazione dell'azienda su tutti i vini, la mia interpretazione dei vini è questa qua, eleganza e freschezza. Complimenti veramente. Alessandro, ti abbiamo trovato qui casualmente, ma non casualmente, perché tu sei andato in cerca di questo Amarone. Sì, no? Devo dire la verità, perché cerco sempre un mio caro amico, perché lui è sempre così carino e garbato, ovunque ci incontriamo, quando mi vede mi vuole far assaggiare il suo vino. Allora, io non dico mai che il vino di un produttore è buono, non lo dico perché altrimenti poi possono pensare che io possa essere di parte. In realtà quello che lui ha fatto nel corso di questi anni è guardare certamente un mercato e non ricercare il mercato, ma raccontare se stesso. Infatti la bellezza di questo calice qual è? Che è molto lineare, di estrema pulizia, senza grilli per la testa, senza muscolo, ma molto lineare, bevibile, riconoscibile. Quindi c'è territorio, ma c'è anche rispetto per quelli che magari non cercano più il muscolo, ma vogliono aprire una bottiglia e magari finirla. Questa forse è la nuova frontiera e il volto giovane dell'Amarone può essere anche quello dove con grande umiltà si cercano dei palati nuovi, che strano a dirsi, i palati nuovi sono i giovani.